GR, giornale radio della Puglia. Covid, curva dei contagi in rialzo, 1155 nuovi casi, 10 decessi, aumentano i ricoveri e si moltiplicano le ordinanze restrittive dei sindaci. Gli esperti, 2 casi su 3 sono da variante inglese. Allarme rosso in 3 province, più del 40% dei contagi concentrato nel Barese, preoccupano anche i dati nel Tarantino, in Salento, trend in crescita. 8 marzo, giornata internazionale della donna, molte le iniziative soprattutto in streaming, a Palo del Colle, taralli speciali per aiutare le vittime di violenza. Calcio, in Serie B Lecce travolge la Reggiana, in Serie C crollo del Bari al San Nicola nella sfida col Potenza. 7:18 minuti di lunedì 8 marzo, buongiorno da Annalisa La Selva in studio, da Leonardo Grasso in regia, benvenuti a questa prima edizione del giornale Radio Rai della Puglia. Apriamo con una notizia di cronaca appena arrivata in redazione: fermato un cittadino algerino di 36 anni con un provvedimento della Polizia di Stato disposto dalla Procura per il reato di partecipazione ad organizzazione terroristica. Lo straniero, secondo quanto accertato dagli investigatori del Servizio per il contrasto dell'estremismo e del terrorismo, è ritenuto appartenente all'organizzazione terroristica ISIS. Le indagini hanno consentito di accertare, anche mediante la collaborazione in ambito internazionale, la continuità dell'indagato ad ambienti radicali di matrice jihadista, nonché la sua diretta attività di supporto agli autori degli attentati terroristici del teatro Bataclan il 13 novembre 2015 a Parigi. Ovviamente maggiori dettagli su questa ultima ora nella prossima edizione del giornale radio. Noi ora andiamo alla pagina Covid, continua a salire la curva dei contagi, percentuale di tamponi positivi al 13%, cresce anche il numero di pazienti ricoverati. L'allarme della virologa Maria Chironna, che scrive su Facebook: ormai 2 casi su 3 sono da variante inglese, si moltiplicano di ora in ora anche i provvedimenti restrittivi dei sindaci per provare ad arginare la circolazione del virus nei comuni più colpiti. 328 positivi in meno rispetto al penultimo monitoraggio, ma scende la platea di tamponi registrati. Da poco più di 10.500 test si passa infatti a quasi 8.500. Il bollettino della regione conta 1.155 nuovi infetti, ben 570 dei quali nel Barese. La seconda provincia più colpita è la Capitanata con 229 casi, quindi il Tarantino, 134 i contagiati. Giù il numero delle vittime da 15 a 10. La quantità di ricoverati registra invece un più 19, toccando quota 1.458. I casi attualmente positivi ammontano a 35.466, oltre 600 in più rispetto al penultimo report. Sul versante delle restrizioni adottate dai sindaci, in particolare in virtù dell'allarme contagi tra i minorenni, il primo cittadino di Acquaviva delle Fonti, Davide Carlucci, ha disposto che fino al 15 marzo gli under 14 potranno uscire dopo le 16 solo se accompagnati dai genitori o da altri componenti della famiglia maggiorenni. Dei 78 positivi ad Adelfia, sempre nel Barese, 11 sono minorenni, fa sapere il sindaco Giuseppe Cosola, e risultano 12 insegnanti contagiati nelle ultime settimane. Per questo scuole chiuse fino al 17 marzo e in chiave anti-assembramenti il primo cittadino ha disposto che un'agenzia privata supporti le forze dell'ordine nei controlli. Giorgio Demetrio, TGR Puglia. E lo abbiamo sentito, i sindaci cercano di contenere la diffusione del virus con ordinanze restrittive perché la pandemia non colpisce con la stessa gravità in tutti i territori. Abbiamo provato a disegnare una mappa delle criticità del contagio nella nostra regione. Sentiamo. Considerando i dati della prima settimana di marzo, i nuovi contagi si concentrano nelle province di Bari e Taranto. La provincia capoluogo rappresenta il 30% della popolazione regionale, ma il 44% delle infezioni confermate dal tampone. In eccesso anche i contagiati di Taranto, sono il 17% del totale, ma qui il dato è in forte calo rispetto a metà febbraio, quando la provincia ionica rappresentava il 20% dei contagiati. Non ci sono isole felici nella Puglia di questa pandemia. In alcuni territori la tempesta virale sembra aver perso la carica. Altrove, invece, i contagi accelerano e ogni segnale va preso in considerazione. In provincia di Lecce risiede il 20% della popolazione regionale e il 10% dei casi dell'ultima settimana. Tutto bene, ma quando confrontiamo il dato attuale con quello di 2 settimane fa, scopriamo che i contagi a Lecce stanno aumentando 3 punti in più. La BAT è l'unica provincia dove la quota di positivi non cambia da metà febbraio, mentre Foggia e Brindisi hanno perso 3 punti a testa. Nel corso dello stesso periodo il peso della pandemia sembra spostarsi dal nord della regione verso la provincia di Bari.
Gaetano Prisciantelli, TGR Puglia. Restituire alla comunità un immobile confiscato alla mafia 10 anni fa lo chiedono a Foggia, Libera e altre associazioni del territorio. Villa Lanza, sulla ex via del Salice nelle campagne di Foggia, fu confiscata alla mafia quasi 10 anni fa. Da tempo le associazioni chiedono che venga riassegnata alla comunità come prevede la legge sulla confisca dei beni mafiosi. Libera e altre associazioni del territorio hanno organizzato un presidio qui in un giorno simbolico. Sono passati 25 anni dal varo della legge 109 del 96 che permette di riutilizzare ai fini sociali i beni confiscati alla malavita. Daniela Marcone, vicepresidente di Libera. Non dimentichiamo che le mafie si appropriano dei nostri territori imponendo anche il loro potere, che non solo è simbolico ma è anche sostanziale, ma anche attraverso i simboli. Ecco, che la comunità possa sentire che questo bene sia ritornato nella possibilità dell'uso di tutti quanti. Di recente il Comune di Foggia ha adottato un regolamento per la concessione dei beni sottratti alla criminalità, ma va migliorato, dicono le associazioni, anche perché ai foggiani non è mai stato restituito un bene confiscato. Dimitri Lioli, Associazione Giovanni Pannunzio di Foggia. Abbiamo anche faticato a portare avanti questo tema perché a Foggia parlare di beni confiscati ancora oggi non è semplice, non è facile. Per noi invece è importante, al di là della repressione degli apparati dello Stato, della repressione della cosiddetta quarta mafia, delle mafie foggiane, per noi è importante per la comunità dare massima visibilità per dire che lo Stato anche qui e soprattutto qui è stato più forte. Rosa Vitarelli, TGR Puglia. 8 marzo, giornata internazionale della donna, molte le iniziative nella nostra regione pur nei limiti imposti dalla pandemia. Per una particolare iniziativa noi ora andiamo a Palo del Colle dove c'è in diretta per noi Teresa Fabricatore. Teresa. Sì, buongiorno, siamo qui in un terralificio a Palo del Colle. Perché in un terralificio? Perché un prodotto tipico di questa città è proprio il nodetto. È un nodetto che per la festa della donna si tinge di solidarietà, diventa dolce e naturalmente scioglie quelli che possono essere i nodi del ricatto, della violenza contro le donne. Io sono con Annalisa Bux, la detta alla comunicazione dell'azienda che ha ideato i nodetti e che collabora con l'azienda Giraffa Onlus perché il ricavato della vendita dei nodetti appunto servirà per sostenere le attività dell'associazione. Annalisa, come è nata questa idea? L'idea di sostenere un'associazione così importante come Giraffa Onlus è nata proprio dal senso di voler creare con dei nodi una rete di persone che possono far riferimento a un numero di telefono che libera dalla violenza subita, affinché ci sia un vero e proprio riscatto da azioni che portano alla morte e non alla vita. Da Palo del Colle, Teresa Fabricatore, TGR Puglia. Sport, calcio in Serie B, poker del Lecce sul campo della Reggiana. I giallorossi allontanano le perplessità emerse nelle ultime prestazioni. Cinico, concreto, determinato, il Lecce per una sera gioca da grande squadra, supera al Mapei Stadium la Reggiana e sale al quinto posto in classifica a -4 dal Monza secondo. Giallorossi insidiosi fin dalle battute iniziali, con coda che in un paio di occasioni sfiora l'1-0 e dal quarto d'ora i salentini passano e Pettinari, steso da Costa, a procurarsi un calcio di rigore che Coda trasforma con freddezza spiazzando il portiere emiliano. Il Lecce ha il controllo assoluto della partita e al 28esimo raddoppia con il siluro di Maier che si infila all'incrocio dei pali. Poi al 32esimo i salentini calano il tris, ancora con Coda, imbeccato da Pettinari che firma la sua 14esima rete stagionale e torna al comando della classifica cannonieri assieme a Mancuso dell'Empoli. Nella ripresa poi è pura accademia, i padroni di casa restano in 10 per l'espulsione di Aieti dopo il fallo su Gallo e per il Lecce fioccano le occasioni da rete. Spettacolare quella costruita da Meccariello che di tacco per poco non trova il quarto gol, che arriva comunque a 8 minuti dal termine, ancora dagli 11 metri per il fallo di Lunetta su Nikolov e dal dischetto Stepinski realizza. Finisce 4-0 ed è una vittoria netta che ridà morale e fiducia ai giallorossi in vista delle prossime sfide con Chievo, Venezia, Frosinone e Salernitana. Da Lecce, Antonio Gnonti, TGR Puglia.
In Serie C crollo del Bari in casa, risorge invece il Foggia in trasferta a Torre del Greco dopo un periodo di risultati negativi. Pareggio per Monopoli e Francavilla, sconfitto il Bisceglie. Si ferma il Bari di Carrera dopo 3 vittorie ed un pareggio. Sorprendente la sconfitta di ieri a San Nicola contro il Potenza 0-2. Primo gol di Baclé su calcio di rigore, molto dubbio, il raddoppio ancora dell'ex attaccante del Lecce. Un Bari evanescente, poche le occasioni da gol per Antenucci e Cianci e così il Bari scivola al terzo posto. Adesso il ritardo dall'Avellino, sempre più secondo, è di 4 lunghezze e sabato prossimo il Bari andrà a giocare sul campo della Ternana capolista. Ternana che ha pareggiato a Francavilla per 1-1. Ieri è risorto il Foggia. Dopo 4 sconfitte ed un pareggio, la squadra di Marchionni ha vinto sul campo della Turris per 3-1, doppietta del giocatore Curcio. Ha perso il Bisceglie malamente in casa 3-0 contro il Catania. Adesso la situazione per la lotta salvezza si mette male per la squadra di Papagni che ieri ha festeggiato le 500 panchine in carriera. E infine il Monopoli che ha pareggiato a Viterbo 2-2. Il Monopoli è sempre più vicino alla zona play-off. Emiliano Cirillo, TGR Puglia. E in chiusura vi ricordiamo la nostra notizia di apertura dell'ultima ora: fermato un cittadino algerino di 36 anni sospettato di essere un terrorista che abbia collaborato direttamente nella strage del teatro Bataclan a Parigi il 13 novembre 2015. È tutto per questa prima edizione del giornale Radio Rai della Puglia. Prossima edizione a 12:10 sempre su Radio 1. Da Annalisa La Selva e Leonardo Grasso, buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio della Puglia.